Si svolgerà domenica 29 agosto il gran finale di un'estate mitica che ha visto riunirsi intere generazioni di spettatori alla Valle dei Templi di Agrigento, dalle prime luci dell'alba a notte fonda. Visite anche con degustazioni e teatralizzate, musica, insomma un programma unico e di gran successo. E non temere il domani, una traversata sul Mediterraneo attraverso le debolezze e le aspirazioni dell'umanità, con e di Gaetano Aronica, che con la compagine del Teatro Pirandello ha preparato un'operazione di grande respiro. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la società Coop Culture. Stiamo andando molto bene, devo dire che sono felice che Coop Culture e il Parco della Valle dei Templi mi abbiano affidato quest'ultima alba. Infatti siamo qui per dei sopralluoghi con Marcella Lattuca, che è una delle protagoniste, e Stefano Trizzino altrettanto. Siamo felici, naturalmente sono tutte persone di Agrigento e questo è un valore in più che ci mette in competizione con l'Europa, che è un po' lo scopo di tutto il progetto della Valle dei Templi, cioè cercare di fruire in modo diverso della nostra valle proprio secondo i nuovi modelli europei e anche gli stimoli che vengono dagli altri continenti. Questo bellissimo progetto infatti va visto in una chiave internazionale. Sono orgoglioso, felicissimo che abbiano dato a me la possibilità di dire l'ultima parola alla Valle dei Templi il 29 agosto all'alba con "E non temere il domani", che è l'ultima frase, l'ultimo rimedio che il grande medico Paracelso oppone ai 7 peccati che l'uomo commette da tempi immemori. Per cui veramente grande entusiasmo, invito tutti a venire perché sarà la grande festa di fine estate. Ringrazio chi mi ha dato questo compito e chi mi ha dato questo onore e soprattutto ringrazio la città che sarà presente come sempre a tutti i miei spettacoli e che mi rende così felice di appartenere a questa bellissima terra. È molto importante e formativa, anche perché abbiamo portato in giro uno spettacolo di rottura, uno spettacolo nuovo, un'assoluta novità, che lascia anche un buono spunto di riflessione al pubblico, che poi è diciamo, il dovere del teatro, quello di far riflettere, divertire ma anche far riflettere. Una stagione sicuramente interessante. Ecco, qual è stato lo spunto che ricorderai anche nell'ambito della tua carriera di questa stagione estiva? Soprattutto la scena finale quando ammazzo Gaetano, quella è la cosa che mi rende più forte e agile. No, io porto sempre la nostra Agrigento in giro per il mondo, quindi grazie a Gaetano che ci dà sempre l'opportunità al Teatro Pirandello di continuare a fare il teatro che riusciamo a fare. Vi aspettiamo numerosi perché è uno spettacolo imperdibile. Allora, devo dire che il testo mi ha aiutata molto perché comunque è ricco di suggestioni, c'è stata una grandissima ricerca in merito a materiali, tessuti, anche se diciamo qui già la scenografia è quella naturale, per cui abbiamo fatto poco in merito alla scenografia. Però mi sono divertita molto, è stata un'esperienza meravigliosa e spero insomma di tornare nuovamente in questo meraviglioso posto per poter contribuire anch'io con il mio piccolo. Leonardo Guarnieri di Coop Culture, ecco, parliamo di quest'ultimo evento tanto atteso e di una stagione sicuramente brillante alla Valle dei Templi. Lo spettacolo dell'alba è un evento conclusivo, quello del 29, tanto atteso perché in realtà quel giorno noi termineremo un progetto di grande successo. Dobbiamo dire una cosa, ecco, Agrigento si può vantare di aver iniziato le visite teatralizzate all'alba e di questo siamo sicuri che siamo stati i primi in Europa. L'abbiamo fatto proprio in linea con i grandi musei e con i grandi siti archeologici d'Europa. Abbiamo raccolto migliaia di persone che si sono radunate alle 4:30 del mattino per visitare la Valle dei Templi in un momento del tutto speciale, quando poi diciamo oltre alla visita ci sono gli attori, c'è il teatro, c'è la vita che scorre in maniera diversa ed il 29 ci sarà un appuntamento speciale perché con il grande termine noi racconteremo anche come è andata questa grande estate.